Naro si prepara a vivere un altro momento di studio e di cultura. Giovedì 3 ottobre, a partire dalle ore 19 all'interno del chiostro del Palazzo di Città, al via la prima delle 5 giornate di Upgrade Naro. Nel primo incontro si parlerà di Europa e della nuova agenda della cultura. Lo farà il professore Antonello Pezzini, docente di economia e gestione delle imprese nell'Unione Europea all'Università degli Studi di Bergamo. A moderare il seminario di studi sarà il professore Antonio Pileggi, docente del diritto del lavoro all'Università di Roma Tor Vergata. Un'importante iniziativa, a detta del sindaco di Naro Maria Grazia Brandara, che punta ad affermarsi nel territorio anche grazie all'aiuto della Comunità Europea e che lo farà con 2 affermati professionisti. Alla fine della prima giornata di Upgrade Naro, un altro evento porterà la città a vivere la sua storia e i suoi monumenti. Per l'occasione è nato il percorso denominato La Notte Fulgente, Trinacria Nulli Secundum. 7 saranno i siti aperti di notte per l'occasione: la chiesa e la sacrestia di San Francesco, la chiesa di Santa Caterina, quella madre, la chiesa di San Nicolò di Bari, la biblioteca Feliciana, il museo civico. Durante la Notte Fulgente in piazza Garibaldi sarà allestito anche un villaggio dello street food che verrà a partecipare a diverse aziende locali e avrà una star d'eccezione, Nino Ballerino, che arriverà a Naro direttamente da Palermo. Upgrade Naro e Notte Fulgente sono al loro esordio e per i prossimi mesi riserveranno grandi sorprese ed eccezionali presenze. Aspettiamo giovedì 3 ottobre a Naro, nell'ex convento francescano, nel suo magnifico chiostro, presso il Palazzo di Città. Parleremo della nuova agenda della cultura europea, ne parleremo con il professore Pezzini, autorevole componente del CESE, il Comitato Economico, Sociale ed Europeo, nonché docente dell'Università di Bergamo, e modererà l'incontro il professor Antonio Pileggi, un giuslavorista della Università Tor Vergata di Roma. A seguire ci sarà anche una notte d'arte, l'abbiamo chiamata Notte d'Amore, Notte d'Arte, perché si visiteranno 7 siti vicini alla piazza Garibaldi, tra chiese, museo e biblioteca Feliciana, per continuare a godere con visite guidate delle bellezze della città di Naro. Vi aspettiamo.